Una cosa è certa, per il governatore del Veneto l'assenza della nostra regione nel tracciato dell'alta velocità ferroviaria è un grave errore, di questo governo e di tutti quelli precedenti. Ma forse adesso, per realizzare anche qui un'infrastruttura definita di interesse nazionale, uno spiraglio c'è. Oggi infatti Galan ha incontrato il vicepresidente della Banca Europea per gli investimenti, che qui nel Veneto ha contribuito alla realizzazione di opere importanti, come il Mose e l'ospedale di Mestre, permesso l'acquisto di 22 nuovi treni regionali e il completamento di acquedotti nel Polesine. Oggi però la sfida si gioca lungo i binari della TAV. Io ho ricordato alla BEI l'importanza fondamentale di sviluppare l'alta capacità ferroviaria da Milano a Venezia, a Trieste, e poi per il resto se ne occuperanno sloveni e altri popoli, ma noi dobbiamo realizzare questa cosa, ricordando, come lo dico, come sia stato un errore da parte di tutti i governi che si sono succeduti nel corso degli ultimi 30 anni in Italia, di non realizzare, l'errore è stato quello di non realizzare la tratta più importante, cioè quella che andava da Milano verso l'est. Ovviamente non è la BEI a decidere dove investire le risorse, a farlo devono essere il governo e le ferrovie dello Stato, ma la risposta della banca è stata incoraggiante. Le reti transeuropee, come appunto l'alta velocità, sono tra le priorità dell'istituto. Intanto, negli accordi tra il Veneto e la BEI per il futuro figurano anche altri progetti. Per il futuro alcuni temi sono all'ordine del giorno. Uno è certamente nuovo ospedale di Padova, che sarà uno dei più importanti d'Europa. L'altro tema che a noi interessa e che sta particolarmente a cuore è quello dell'aiuto alle nostre aziende, al nostro sistema imprenditoriale, con forti investimenti da parte della Banca Europea su Veneto Sviluppo, che gira questi investimenti agli imprenditori e con l'aiuto della Regione abbassa i tassi dei mutui. Mutui dunque per altri 50 milioni di euro, secondo l'assessore al bilancio Isi Coppola, che verranno concessi a Veneto Sviluppo e destinati poi alle piccole e medie imprese del territorio. Insomma, grandi disegni, ma non solo. È un rapporto che ci vede attivi sulle grandi opere infrastrutturali, ma anche su opere di dimensioni più piccole, sulla salvaguardia della città di Venezia, ma anche come dicevo su altri fronti. Per esempio abbiamo finanziato le università di Venezia, di Verona, l'ospedale di Mestre e tutto quello che riguarda anche la formazione del capitale umano.